Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento di via Ronzinella a Mogliano, si sono trovati davanti una scena terribile. Uno studente di 24 anni a terra, accoltellato con la lama spezzata nell'addome. In pochi istanti i carabinieri hanno chiamato i soccorsi e ricostruito i contorni in cui è avvenuto l'accoltellamento. La vittima era immobile sul pavimento con la lama nell'addome e il SUEM l'ha trasportato immediatamente presso l'ospedale. Contestualmente i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 39enne albanese che è stato accompagnato al carcere di Santabona. Si tratta di un'accusa di tentato omicidio. L'uomo avrebbe alzato eccessivamente il gomito prima di rincasare, poi una volta varcato l'uscio avrebbe incrociato il fidanzato della sorella, che vive nel loro appartamento, una convivenza difficile costellata di attriti che ieri sera hanno avuto l'epilogo. Al culmine di una lite dovuta e riconducibile a motivazioni e dissapori familiari, un cittadino albanese ha accoltellato il cognato, quindi il fidanzato della sorella, con un coltello da cucina. Il pronto intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine chiamate dalla moglie dell'uomo ha evitato che la vicenda potesse terminare in tragedia. Ora il 24enne, originario della Romania, si trova al Caffoncello. Secondo i medici le sue condizioni sono estremamente delicate. Non appena sarà possibile, i carabinieri contano di sentirlo per definire con precisione il contesto in cui è maturato l'accoltellamento.